Lascio ora la parola al graduato Sergio Damiano Giacomuzzi, che cercherà di raccontare, con l'enfasi che sa, pur leggendo i brani tratti da 100.000 che avete via scritto da Giulio Tedeschi, alpino, medico di artiglieria alpina 13ª batteria, gruppo d'artiglieria alpina Conegliano, divisione Giulia, terza. Il fiume Do dell'Unione Sovietica, gli alpini e non solo, che simularono in una lunga serie di imponenti battaglie, cercando di uscire da una situazione tattica difficile, facendo spesso del loro sacrificio la loro virtù, combattendo appunto anche sul fronte russo, dove Giulio Tedeschi nel suo libro scrive: noi pensammo, come tutti ritenevano in quel tempo, là dove noi eravamo, che avremmo senz'altro svernato sulla riva del Do, poiché i 30 e 40 gradi sotto zero e il mezzo metro di neve non sembravano propizi a scontri giganteschi di uomini, come invece poi è successo. E infatti proprio il 16 dicembre del 1942 venne l'ordine per la divisione Giulia di spostarsi dal centro dello schieramento del corpo armato alpino sul Do e precipitarsi più a sud, dove le divisioni Ravenna e Cosselia erano state attaccate ed accerchiate da forze preponderanti sovietiche che avevano già occupato tutte le gallerie e gli scavi fatti sul terreno. Alla Giulia, quindi, non rimaneva altro da fare che dispiegarsi letteralmente sulla neve, dove la visione era di un paio di chilometri di territorio completamente bianco, innevato fino all'ora, dove c'erano i russi che già sparavano contro i nostri soldati. Dice ancora Tedeschi: ecco, questa è la nostra linea. Ci sono 50 centimetri di neve, quindi non c'è altro che attestarci qui con le armi che abbiamo ed impedire che i russi avanzino ancora. E ripenso ancora a quegli uomini che con le palette o con cartoni o con le stesse mani cominciarono subito, attivamente, a scavare in questo modo la loro trincea. Il terreno non si poteva assolutamente intaccare, non si poteva neppure scalfire, perché era duro più del legno, era duro come il ferro. E su questo terreno gli alpini si accovacciarono per quella notte. Ovviamente una situazione di questo genere non poteva essere affrontabile senza doverla pagare. I soldati, fermi su quella neve, immobili in quella trincea, subirono i mossi del gelo. E parlando del gelo, Tedeschi, che era un tenente medico nelle file della divisione Giulia, racconta un altro aneddoto, narra di come i russi attaccassero continuamente il settore tenuto dagli alpini, 2, 3, fino a 10 volte al giorno. In qualità di ufficiale medico, ogni mattina effettuava quella che era la cosiddetta visita sanitaria lungo lo schieramento degli alpini, allorché chiedendo ai sottoposti se c'era qualche malato, qualche ferito, quegli uomini, con un'aria seria e semplice, gli rispondevano: signor tenente, no! Noi non abbiamo bisogno di niente, piuttosto guardi là, c'è quel ragazzo, vede, il quinto, e poi c'è anche l'altro, il settimo, il decimo. Quelli hanno bisogno d'aiuto, perché sono certamente congelati ai piedi, perché la sera, di notte, quando ci portiamo un po' indietro della linea per fare i nostri bisogni, quelli camminano a 4 zampe come un cane, come le bestie. Allora io mi avvicinavo a questi alpini sofferenti, al quinto, al settimo, al decimo, e dicevo: come stai? Bene, rispondo. Allora io ho replicato: fammi vedere i piedi. E mi
guardavano e mi dicevano: signor tenente, non si può. Perché le scarpe sono diventate dure come il legno e i lacci delle scarpe sono come dei fili di ferro. E lo sa anche lei. Io non posso aprire le scarpe in queste condizioni. E allora dovevamo metterci in due, in tre, forzare con il coltello, forzare quei lacci e aprire a fatica quelle scarpe. E poi lentamente far scendere quella calza dal piede. E quando arrivavo al termine e si rovesciava la calza, su di essa restavano attaccate quelle 2-3 dita del piede nere, bluastre di cancreno. E li guardavo in viso e chiedevo loro: perché non me lo avete detto prima? Dovevate avvisarmi. Mi mandavo indietro nell'ospedale da campo. E la risposta che io ricevevo era sempre unica: signor tenente, ma guardi com'è la linea. Siamo ridotti a tanto poco e vuole che anche io me ne vado e quindi si formi nella linea un buco in più. Questa era la risposta di questi uomini che venivano dalle Alpi. E pensare che lì, in quei posti, non c'era più né giorno né notte, perché era sempre verde e non si poteva dormire. Poiché più di un quarto d'ora, 20 minuti, non si poteva dormire perché si diventava statua di ghiaccio. Ed ecco che, d'accordo con un compagno che vegliava, ci si addormentava, ci si assopiva un quarto d'ora e poi si veniva scrollati perché si stava diventando un pezzo di ghiaccio. E a sua volta allora questo soldato vegliava sul fratello che si abbandonava al solito quarto d'ora di sonno. Afferma ancora Beteschi: queste erano le nostre notti. C'era un freddo tremendo, lontani da casa. Eravamo uomini che sapevamo che dovevamo salvarci l'un l'altro e dovevamo volerci bene, perché per poter sopravvivere ciascuno di noi solo non avrebbe contato niente.